Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Io sono qui negli studi della Flash Music del maestro Ignazio Caracausi. Buongiorno, Ignazio, ci sei? Dov'è Ignazio? Maestro, buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto a posto, questo è l'importante. Allora, Stiamo creando un nuovo progetto, un bel progetto, il nuovo disco. Il disco è nato, diciamo, io trovandomi qui negli studi della Flash Music con Ignazio a registrare un singolo estivo, parlavamo con Ignazio e così mi è nata questa idea perché, diciamo, fin da piccolo è sempre stato, tra virgolette, un mio sogno. Fino allora era chiusa nel cassetto, però ora, ringraziando Dio, si sta avverando. Questo disco qua parla, diciamo, la maggior parte dei brani si sa, sono d'amore, però ci saranno anche brani dedicati a un compleanno. Sposi, ci sarà la mia storia. Un brano molto particolare a cui io ci tengo molto è il brano dedicato ai miei nonni che purtroppo non ci sono più. Questo è uno dei brani a cui ci tengo di più. E ci saranno anche brani dedicati ai detenuti, a chi ha perso la mamma e il papà, a chi è nato sfortunato. Però dai ragazzi, io spero vi piaccia veramente. La differenza tra i miei singoli fatti prima e il disco, la prima cosa a cui veramente sono rimasto, diciamo, a bocca aperta, è la voce, perché essendo prima piccolo la voce era più da bambino, ora crescendo la voce mi sta diventando più da uomo. La seconda credo sia l'esperienza, perché quando uno una cosa la fa col cuore, diciamo, la passione gli appartiene, penso che apprende le cose più facilmente, ecco. basta, sei perfetto. La sai, no? Sì, sì. Questo disco ci sarà, come ben vedrete, il duetto col maestro Vezzusi. Vezzusi, pronto maestro? Ciao, come stai? Sì, tutto bene, tutto bene. Siamo qui in sala di registrazione, abbiamo già fatto qualcosa ieri. Oggi registriamo altri brani, c'è Fabio, Ignazio, ti saluto. Sì, quel brano poi l'ho alzato mezzo tono e così mi viene bene. Invece quell'altro, per quanto riguarda gli sposi, l'ho sistemato là nel ritornello proprio come dicevi tu. È Sposi, un brano dedicato, ovvero come dal titolo, agli sposi, dove racconta, diciamo, cosa accade nel giorno del matrimonio. Lo sposo emozionato, sempre lui, diciamo, che aspetta davanti alla chiesa la sposa, il momento davanti all'altare. Diciamo, poi un'altra cosa che racconta è un domani, quando si iniziano ad avere figli, la famiglia si allarga, aumenta l'amore. Insomma, questa è un'altra storia. Le tracce a cui sono più legato a questo disco ne sono due. Uno che racconta la mia storia. Da piccola ho avuto sempre la passione di cantare e fare con lui e questo sogno si sta avverando. E grazie anche al maestro Ignazio Caracausi. Il secondo brano a cui sono più legato è il brano dedicato ai miei nonni, che non ci sono più. E questo è uno a cui tengo molto, un brano a cui tengo molto. Per fare questo disco, diciamo, la gente a volte non sa, però se ne vanno settimane, forse anche mesi. Maestro, buon pomeriggio, siamo pronti? Inizia tutto ad avere a che fare con l'autore. Sono pronto maestro, vai, possiamo andare. Il brano in cui, diciamo, per me ci è voluto più impegno, perché non perché mi veniva difficile da cantare oppure da trovare la nota, però è stato il duetto con Vezzusi. Ti spiego perché, diciamo, per me, come ho già detto, è sempre stato un sogno fin da piccolo e quindi essendo che si sta avverando, diciamo, in quel momento quando tu metti le cuffie e senti la sua voce registrare e tu poi devi rispondere cantando, è un bel momento. Però nello stesso tempo c'è tensione, molta tensione. E io, oltre che vado a ringraziare lui, vado a ringraziare anche il maestro Ignazio Caracausi, che per me sta facendo tanto.
e per questo ci tengo molto a lui. Inizi, dobbiamo rifare questo strofe e ritornello. Ok, Adesso che la voce è più calma, Perfetto. possiamo fare. Ok? Partiamo, dai. Uè Dennis! Buonasera. Com'è? Buonasera, Tutto a maestro. posto? Tutto a posto. Tutto bene? Sì. Allora, lo completiamo questo disco? Per forza. Quante ne mancano? Due, sì. Due, l'ultimo, Giusto? Quindi Lo completiamo... facciamo? Certo, dai, completiamo questo disco, andiamo. Vabbè, la tonalità già la sai, Già, vabbè, sì, ti metti di là, sì, nel frattempo che tu ti regoli i livelli, dai. Ok. Va bene, metti le cuffie, ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Ciao. Il brano che c'è si chiama Rosa Azzurra, è dedicato al baby shower, voi tutti sapete cos'è. Diciamo, al giorno d'oggi è una nuova moda, dove si sa la tensione di sapere se. La tensione di un genitore, dei genitori di sapere se arriverà un maschietto oppure una femminuccia. E canto, questa è un'altra storia, ovvero la mia storia, che racconta, far capire alla gente che nonostante quando ero piccolo c'era sempre quella vergogna di cantare, facendomi grande, crescendo, sto avverando questo sogno. Grazie al maestro Vezzosi, nel brano parliamo di questa storia e piano piano si sta avverando. Ragazzi, stiamo arrivando, mi raccomando, Intanto qua registriamo. Con stesso pene ci regalammo tutte le giornate che stiamo. Il brano che c'è nel disco si intitola O stesso bene e parla di amanti. Fa capire che anche se due persone non possono, perché come detto poc'anzi sono amanti, loro fanno di tutto per me. L'emozione che voglio trasmettere alla gente è la stessa emozione che provo io, principalmente quando registro. Perché quando registro, diciamo, io che so che cosa parla il disco. Io voglio che le persone si rispecchiano nelle storie del mio disco. Voglio che ogni persona deve provare un'emozione forte. Ecco perché ci sto mettendo impegno, serietà, professionalità. È questo che voglio. Io se potrei descrivere il mio disco con una sola frase lo descriverei forse con storie di vita, storie di gente, storie di tutti i giorni, storie che accadono, storie realistiche. Poi c'è anche un brano che parla dei 18 anni, dove spiega, diciamo, cosa accade il giorno dei 18 anni, la festa, scende la lacrima, l'emozione con i genitori, la mamma e il papà, l'emozione con i familiari, tanti amici, il taglio della torta, il cantante che fa tanti auguri, diciamo questa è una delle storie del disco. Direi per oggi può bastare. può bastare, quindi ne rimangono due. Ok, domani ne facciamo altre due. Li facciamo domani, giusto? Oggi è già stanco, già abbiamo fatto 4 brani. Ok, Quindi per domani li facciamo. Va bene, ok, perfetto. dai, per oggi abbiamo terminato. A dopo. Tenetevi pronti, il disco sta arrivando, buon ascolto a tutti. Per basso è più. Avrei tuo sposo stesso sta sudando.